Allora, torniamo qua in onda, intanto c'era un po' di conversation molto accesa in studio, è anche interessante. Se non sbaglio abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Buonasera, da dove chiama? da Vigonza, Prego. sono Paolo da Vigonza. Senta, io sono un ex artigiano elettricista, allora, e sono in pensione ormai. Voglio dire che nel 1975 e 1980 sono riuscito a costruirmi una casa col 20%, 16% di inflazione e mi sono costruito la casa. Concordo con quel signore che ha detto che non siamo capaci di fare squadra e che ci sentiamo sempre un po' più furbi, ma adesso stiamo pagando. Io ho fatto il consigliere degli installatori per 16 anni e queste cose le ho vissute. Le proposte che si facevano, c'era sempre il più furbo che andava e avanti e non ascoltavano mai. E adesso anche tanti miei ex colleghi falliscono. Perché? Perché sono stati troppo furbi. Un'altra cosa che voglio dire, bisogna credere nella famiglia. Quanto lavoro fa se si sposa un figlio? Quanti soldi si investe? Bicchieri, posate, letto, questo e quest'altro. Non crediamo più nella famiglia, i nostri figli si uniscono, non fanno più niente. Una volta invece io mi ricordo che quando mi sono messo in proprio c'era il padre, c'era tutta una cosa, va bene, adesso è cambiato tutto, adesso è tutto più moderno, ma adesso è anche una grande delusione. Chiarissimo. Tutto qua, non so altro cosa dire. Dopo, No, è chiarissimo. una cosa voglio dire all'avvocato e a quel signore che dice che ci vuole istruzione. Giusto che ci vuole istruzione, però un popolo deve essere guidato da delle persone che hanno istruzione, perché tutti non la possono avere. Ma in Italia questo è accaduto, che chi guidava ha sempre tradito, visti i partiti, visti la Lega, visto destra, sinistra e quant'altro. Perciò bisogna avere onestà interna, chi vuole guidare deve essere una persona onesta, Certo. ma se tradisce tutto e adesso paghiamo tutto. La Chiaro. ringrazio, buonasera. Chiarissimo, grazie, molto buon senso nel suo intervento, vero? Difatti nel manifesto della Primavera d'Italia, se lei va a leggerselo, www.laprimaveraditalia.it, troverà questi concetti espressi in maniera chiara e forte. E se non hai internet? Se non hai internet, telefoni alla Primavera d'Italia, Perché non tutti sono su internet. 0422 216 8 e 11, e quindi ci troverà e potremo inviarle in qualche modo, anche per posta, il manifesto della Primavera d'Italia, dove troverà che vogliamo che riemerga l'onestà intellettuale a dispetto dell'onestà giuridica. Non ce ne frega più niente che lui abbia ragione perché il codice dice che ha ragione, se poi tu, in cuor tuo e in coscienza, sai di aver torto. Quindi detto questo, facciamo per cortesia riemergere questa onestà intellettuale che ci ha abbandonato per lungo tempo. Non voglio sembrare un populista perché non lo sono, ma mi pare che adesso sia arrivata l'era delle riforme. Mi pare che anche in Vaticano abbiano cominciato a farlo. Mi pare che Papa Francesco cominci a parlare in maniera un pochino più assennata, in maniera un pochino più precisa, con la volontà di cambiare le cose. Speriamo che lo lasciano fare a lui e che lo lasciano fare a noi. Perfetto. E mi chiedo soltanto una cosa, proprio ha citato il Papa, emblematico il discorso, e sempre per fare un po' da provocazione, ma mettendomi nei panni di chi ci ascolta. Però lì il Papa è la massima autorità che ha preso in mano, a suo rischio e pericolo, perché tanti dicono si mette anche in gioco non da poco, sappiamo come funzionano le cose in Vaticano, e sta cercando di modificare certe situazioni di non poco conto. Adesso anche mettere a mano lo IOR, se ci riesce, eccetera. Però lei invece, voi proponete il contrario, cioè di partire dal basso, quindi dalla parte letteralmente opposta, con i tempi che diciamo, sentiamo l'imprenditore, sentiamo i giovani, sentiamo il sindaco, non ci consentono questo perché siamo ormai già... Ma lui con chi sta dialogando? Sta parlando con la gente e ha trovato nuovi canali per parlare con la gente, dimostrando quello che si può fare. Noi siamo la gente, vogliamo dialogare, vogliamo partire dal basso per poter dialogare con l'alto. Chiedo conferma dalla regia se c'è un'altra telefonata in attesa perché non ho visto il segnale. Pronto? Sì,
Eccolo qua. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, parlo da Mestrino, Luciano. Sì, prego. Oh, abbiamo la provincia di Padova che questa sera fiorita. Sì. Fa piacere. Intanto Prego. saluto tutti gli ospiti Grazie. Grazie. e soprattutto la conduttrice. Grazie. Dica tutto. Io avrei una soluzione per l'Italia. Non che io sia Dio, sono un vecchiotto, quindi... A posto. Allora, via tutta la spesa politica, cioè via i politici professionisti tipo Napolitano, Molto amato. solo volontariato nella politica. Sì, ciao. Volontariato. Chi lascia la propria professione per Guardi, fare io lo dico volontariato? subito, io sono pronto ad essere gratis, dico gratis, Presidente della Repubblica, come volontario. Tanto ho tutto gratis. Sì o no? Ecco, quindi anche i sindaci, mettiamo gente volontariato. Però non ladri, perché a parte che l'Italia è il paese dei ladri, però non ladri, persone oneste. Chi ruba sarà fucilato, soprattutto prima della partita, per esempio, di Milan-Roma, ecco, tanto capisce. Questa è legge, questa è democrazia. Va Invece bene. in Italia la democrazia è sparita, non c'è più niente di democrazia in Italia. Perché oramai io che sono una persona che ho 76 anni, che sono sempre stato onesto nella mia vita, ho lavorato 60 anni, 60 non 6 anni, come Napolitano, che tra parentesi Napolitano non ha mai lavorato, tra parentesi, ecco. Mi sento, non mi sento più italiano, voglio diventare un extracomunitario. Perché? Perché almeno così mi danno 45, non so, 50 euro al giorno. Così dicono, Sì o no? Ecco. Sì, no, va bene. Allora, Capito. signori, facciamo così. I politici, fuori tutti, mettiamo politici senza stipendio, volontariato. Va Io bene. lo Grazie. ripeto, Sì, sono sì, pronto a chiarissimo. fare il posto di Napolitano gratis. Va bene, accogliamo la sua istanza. Grazie Anche perché molto sarei del suo... qualche anno più giovane di Napolitano, quindi... Va bene. Grazie bene. del suo intervento. Vi Sindaco, saluto tutti, grazie. vi ringrazio e buona serata. Buona serata anche a lei. Ma io sono del parere che debba essere riconosciuto un minimo a chi si presta per la collettività, perché altrimenti solamente i ricchi potrebbero fanno. permettersi di fare attività politica, alla faccia che è accessibile a tutti il Questo fatto va di forse ricoprire un compreso, incarico. Quindi un minimo di riconoscimento, secondo me, non certo quello che prende un parlamentare, non certo quello che prende un consigliere regionale, però un riconoscimento, ripeto, dell'attività che viene svolta per permettere di farlo in maniera serena, a vantaggio della collettività, deve essere riconosciuto. Poi quello che deve essere riconosciuto, secondo me, è il lavoro fatto, il controllo, cioè ti viene riconosciuta un'indennità di funzione, ti viene riconosciuto un emolumento, ti viene riconosciuto un gettone a fronte dell'attività che tu fai e che io cittadino ti posso controllare. È questo il fatto. Cioè persone che quindi ricoprono degli meritocrazia, torniamo al incarichi, discorso della persone che meritocrazia. ricoprono degli incarichi e che non fanno il loro dovere, quello secondo me è l'aspetto negativo, non il fatto che venga riconosciuta un minimo di indennità a chi magari dalla mattina alla sera si pone a servizio dei cittadini. Chiarissimo, da dire qualcosa. No, sì. Ho visto che... No, io dico che non c'è il medico che ti dice che devi fare il parlamentare, perciò porre dei tetti di stipendio sarebbe il minimo, ma proprio il minimo. Però bisogna che se chi vuole fare qualcosa per i cittadini deve dare anche delle soluzioni fattibili. Allora, vogliamo partire dal basso? Benissimo, ma guarda che le soluzioni, le associazioni partono dal basso, non è che partono dall'alto. Ma no, noi come associazione non è che andiamo a prendere Napolitano, andiamo a prendere Letta per risolvere i problemi. Gli spieghiamo a questi signori, con dovute maniere, anche con ferme, a volte con vivaci proteste, però a volte risolviamo anche dei problemi e ne abbiamo risolti parecchi, andando anche pesante. Allora, quando io dico se vai a toccargli i soldi a questi signori e se tu gli fai delle proposte fattibili,
Perché in caso di crisi i decreti d'urgenza si possono fare, visto che li fanno in continuazione per il bene del Paese e nessuno li condannerà. Noi abbiamo lanciato delle proposte. Allora, se vogliamo dare un segnale positivo e ridare la speranza, quando nel dopoguerra la gente è uscita dalla guerra con la fame, aveva gli occhi con la speranza. Oggi abbiamo tutte le persone morte, spente. Allora, diamo delle cose certe e sicure, di poterle realizzare. Poi dopo possiamo pensare di partire dal basso con tutto il resto, ma diamo delle soluzioni fattibili. Allora riusciamo a ridare la speranza che oggi è morta. Oggi io ho girato diverse aziende, ho visto degli imprenditori con gli occhi morti e i dipendenti essere solidari con i propri datori di lavoro, una cosa che qualche anno fa era impensabile. Oggi succede questo, perché? Perché sono stati traditi da coloro che dovevano difendere i loro diritti, che sono i sindacati. Allora, con queste premesse noi possiamo arrivare a dare speranza, però soluzioni poche ma certe. Allora ti rispondo, sono 15 anni che noi aiutiamo gli imprenditori e li aiutiamo con attività sul territorio, attività vere, concrete, lo facciamo in modo per lo più gratuito, perché i corsi di formazione obbligatori... Conosco Federcontribuenti, conosco Marco Pacagnella, siamo amici, quindi lo stiamo facendo gratuitamente sul territorio da anni, a dispetto di altre organizzazioni che si fanno pagare, perché la formazione obbligatoria la facciamo gratuita. Quello che ne esce dall'organizzazione associativa, della quale è presidente il dottor Lazzaro, è un qualche cosa che è servito al territorio per crescere in un certo modo, per crescere in maniera consapevole. E siamo riusciti a portare il calcolo dell'anatocismo bancario anche insieme con Marco Pacagnella all'interno delle aziende. Abbiamo fatto in modo che queste aziende riuscissero a recuperare quelli che erano gli interessi anatocistici che sono stati applicati dalle banche. Questo è un lavoro silente che facciamo da 15 anni. E quindi noi abbiamo un background di cose già fatte, stiamo organizzando anche il territorio perché possa diventare in piccola parte indipendente da quello che è l'aspetto energetico, collaborando con Antonio Costalunga, collaborando con aziende che sono state costituite per le produzioni industriali di carburanti ecologici che possano soddisfare le esigenze del territorio delle classi più povere. Detto questo, ci siamo organizzati con questa sigla, la Primavera d'Italia, nella primavera di quest'anno, proprio perché eravamo stanchi, nauseati, eravamo stufi di vedere i nostri imprenditori che si toglievano la vita senza sapere perché. Abbiamo insegnato agli imprenditori che non si può davanti a un pezzo di carta mandare a remengo, come si dice nel Veneto, tutto quello che hai costruito nella tua vita, per te, per la tua famiglia, per i tuoi lavoratori, per gli amici, per le persone che ti vogliono bene. Hai capito? I pezzi di carta vanno letti, vanno studiati e vanno recuperati in un certo modo. Lo abbiamo fatto anche insieme, perché con Marco Pacagnella lo abbiamo fatto insieme più volte. Noi continuiamo a farlo da anni, ripeto. Stiamo educando i nostri imprenditori a capire come ci si pone di fronte a un fisco, come ci si pone di fronte a una Camera di Commercio, come ci si pone di fronte alla ricerca di un mercato in Italia o all'estero. Questo è l'aiuto che stiamo dando, sinceramente e soprattutto in maniera molto trasparente. Ci siamo stancati in via definitiva di tutto quello schifo che abbiamo visto in tutti questi anni. Basta così. La nostra forza è proprio il basta. Questo vogliamo, da qui vogliamo partire. Chiedo, confermo dalla regia, se c'è un'altra telefonata, l'ultima in linea oppure no. Pronto? No, niente, non c'è l'ultima telefonata, è caduta. Allora, proprio siamo in chiusura, abbiamo sforato il tempo massimo. Una battuta a lei, quindi concludendo, domani giornata di serrata? Domani è giornata di serrata, invitiamo tutti gli appartenenti alla rete di fare queste 4 ore, chiamiamole di sciopero virtuale, di abbassare la ciccinesca, proprio per dare un segnale concreto che facendo rete, essendo uniti, si può fare qualcosa e mandare un messaggio chiaro, la prima volta che accade nell'Italia repubblicana, di uno sciopero degli imprenditori alla politica, che si diano una mano sulla coscienza, anche se non ci credo molto. Dottoressa, cosa si auspica in 2 parole?
Mi auspico che le persone inizino a pensare che lavorare, il lavoro è diverso dal vivere, quindi l'avere, quello che è l'avere, è diverso dall'essere, e che le persone comincino di nuovo a ritrovare la propria dignità non solo nel lavoro, ma nella propria intimità, nella propria famiglia e nel proprio modo di essere. Avvocato? Sì, che mi auspico l'unione delle persone e che vengano messi da parte gli egoismi, insomma, a fronte dell'interesse comune. Presidente? Beh, sicuramente dopo una crisi ci saranno dei momenti positivi, quindi credo che anche questo periodo storico ci lascerà delle cose utili per rifare un futuro, e quindi sicuramente... Lei vede quindi già la fine, ne usciamo? Sì, sì, ne usciamo sicuramente bene. Questo è di coraggio. Sicuramente. Imprenditore. Io sono un po', non più pessimista, sono un po' più realista. Sarà molto, ma molto dura riprenderci. Soprattutto perché finiscono le attività gente della mia età. Nel momento in cui persone della mia età, della mia generazione smettono, non abbiamo più un ricambio generazionale, non trasmettiamo più il nostro saper lavorare, per cui la vedo molto, ma molto dura. Qua bisogna cambiare radicalmente, idea, ma devono cambiare radicalmente i politici, perché altrimenti strada non ne vedo assolutamente. Siete contribuenti? Dare delle soluzioni, protestare, dare delle soluzioni nello stesso tempo, perché solo protestare è un lavoro, è un hobby che fanno tutti. Noi protestiamo dando delle soluzioni in fianco per ridare la speranza e ridare fiducia alla gente, perché camminare in mezzo alle strade e vedere gli occhi spenti è una sconfitta per tutti noi. Assolutamente, Sindaco. Ma io vorrei dire che accanto magari ad una classe amministrativa che non riesce a riscuotere fiducia, esiste anche una classe amministrativa fatta di appunto amministratori che non si vogliono rassegnare, che ci credono, che ogni giorno fanno il loro dovere, che cercano di cambiare la situazione anche se è difficilissima, che stanno vicino ai loro cittadini, che fanno il possibile e che sono convinti che comunque facendo squadra si riesce ad ottenere un risultato. Nel piccolo, in alcune circostanze ci siamo riusciti, riuscire a cambiare il sistema d'Italia è molto più dura, però secondo me bisogna partire. Un consiglio? Sicuramente questa crisi ci porta a cambiare e infatti siamo pronti per dovere e accettare di cambiare, perché siamo pronti per farlo ed è giusto che noi lo facciamo per ottenere ciò che è giusto per noi. Benissimo, siamo in chiusura, quindi vi devo ringraziare per il vostro intervento, ringrazio anche il nostro pubblico partecipante, i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Mi scuso se non sono riuscita a passare tutte le telefonate, purtroppo ce n'erano anche, anzi per fortuna ce n'erano tante, siamo contenti. Comunque c'è la mail, potete scriverci, tv7convoi@triveneta.tv, poi gireremo naturalmente le vostre osservazioni ai nostri ospiti come abbiamo fatto anche nelle altre puntate. Ricordiamo quindi, facendo vedere dalla regia, ringrazio la Primavera d'Italia, Union Liberi, quindi la locandina della manifestazione, non è una manifestazione perché di fatto è una serrata, cioè le aziende sono invitate a chiudere, lo farà ognuno la propria azienda, il 27 novembre dalle ore 8 alle ore 12, esporre la locandina ufficiale, tenere le serrande abbassate, porte chiuse, non rispondere al telefono, non mandare mail, fax eccetera. E avete bisogno di tutti quanti, quindi chiedete un aiuto per contribuire a questa iniziativa, e questo è un po' l'appello che fanno. In ogni caso, come da una parte o dall'altra abbiamo visto un po' anche a confrontarsi con Federcontribuenti, l'importante è non stare... Non è no, che... ma lo so, ma avete fatto bene, insomma, un po' accendere anche la discussione. Esatto, il dibattito va acceso naturalmente, perché altrimenti è un parlarsi addosso e poi rappresenta un punto di vista. Insieme, siamo alleati noi Sì, infatti, no, ma l'avete anche detto. L'importante, in buona sostanza, è fare qualcosa, come dicevano, non star fermi là seduti a piangersi addosso e dopo magari togliersi la vita, sempre atti negativi nei confronti di se stessi. Attivarsi, fare qualcosa. Ci sono associazioni che lo fanno in un modo, altre in un altro, purché qualcosa si cerchi di fare per risolvere i problemi di tutti quanti noi. Cerchiamo sempre di stare insieme. Questo è fondamentale. E fare sistema. Questo è il concetto che deve sistema. passare, che non siamo individualisti. Bravissimo, dobbiamo combattere l'individualismo. L'abbiamo dimostrato stamattina. Bravissimi. Un appello alle famiglie: cominciate a parlare con il vostro vicino di casa, è il primo passo. Esatto. Ecco, primo consiglio, bravissimo. Grazie ancora, buonanotte, noi ci vediamo domani. Grazie. Buonanotte.